Siamo con Roberto Baldo, presidente regionale Veneto di Federsolidarietà Confcooperative. Parliamo delle nuove linee guida per chi accoglie e gestisce i migranti. Allora, il fenomeno è un fenomeno sempre più crescente. Abbiamo ritenuto opportuno che per le cooperative aderenti a Federsolidarietà, che sono la maggioranza che operano in questo settore nel Veneto, ci fossero delle linee guida di riferimento per avere dei comportamenti uniformi ma trasparenti e che rispondano in maniera adeguata alle esigenze di legalità e di trasparenza che in questo momento c'è sul territorio. Quali alcune di queste linee guida? Allora, la filosofia complessiva è quella della microaccoglienza, quindi pur rendendoci conto che i flussi in questo momento sono flussi importanti e quindi in qualche misura vanno evidentemente gestiti, ma siamo convinti che sia nella microaccoglienza, tra l'altro su questo le cooperative sociali in passato hanno una tradizione importante sui flussi dei migranti, sia il modo migliore per affrontare questa emergenza. Certo che ci vuole un raccordo molto forte con le prefetture, con i comuni, con le realtà territoriali e soprattutto bisogna fare buona informazione e pensiamo che le linee guida in questo senso siano un contributo importante per la buona informazione. Una quota per singolo migrante, ecco, cosa risponde a chi vi accusa di voler lucrare sulla richiesta d'aiuto di queste persone? Allora, io credo che una cosa vada necessariamente sottolineata. Le cooperative sociali sono l'unica forma di impresa nel nostro sistema giuridico che è ispezionata annualmente dal Ministero del Lavoro. I nostri bilanci sono pubblici, sono scaricabili dalle cariche di commercio, quindi credo che in parte questa accusa sia più di tipo ideologico e politica che reale, nel senso che le cooperative utilizzano queste risorse, ovviamente le cooperative che fanno in maniera corretta e adeguata il proprio lavoro li usano totalmente per la qualità del servizio e quindi evidentemente sono impegnati per remunerare in maniera adeguata tutti i fattori della produzione. Certo che poi non posso negare che ci siano delle devianze e queste devianze noi le vogliamo combattere in tutti i modi e le linee guida vanno proprio in questa direzione, cioè nel tentare di dettare e tracciare un confine fra chi evidentemente si comporta in maniera adeguata, in maniera legale, in maniera trasparente e chi non lo fa, in modo da poter denunciare in maniera chiara e precisa chi evidentemente non rispetta le regole, anche dal punto di vista economico.